La situazione epidemiologica vede un trend in netto miglioramento in questi ultimi anni e anche i primi dati di questa stagione venatoria confermano il trend in discesa sia per quanto riguarda la sieroprevalenza, che è un indicatore della presenza di anticorpi e quindi di una infezione pregressa, sia soprattutto della presenza del virus, la cosiddetta virus prevalenza, che è in grossissimo calo. Quindi questo è un forte indicatore di una situazione epidemiologica favorevole e questo monitoraggio quindi assume un ruolo fondamentale, un'importanza fondamentale perché ha due obiettivi. Uno è quello di una corretta valutazione epidemiologica circa la circolazione del virus. Ha la funzione di consentire la riduzione delle zone infette, quindi l'obiettivo è quello man mano di ridurre le zone infette e consentire quindi un'attività di caccia più regolare. La collaborazione dei cacciatori e quindi il monitoraggio sulla fauna selvatica con la sorveglianza attiva, cioè quella fatta durante la caccia, e la sorveglianza passiva, cioè la raccolta delle carcasse dei cinghiali morti, è fondamentale, è uno dei capisaldi per arrivare alla completa eradicazione del virus della peste suina africana dalla Sardegna. Ci siamo vicini, l'obiettivo è vicino, dobbiamo lavorare tutti insieme. L'Agenzia Lahore dal 2016 ad oggi ha svolto per la campagna venatoria, quindi per il mondo dei cacciatori, numerosissimi corsi. Sono stati formati 7.500 cacciatori e durante i corsi di formazione che svolgiamo insieme agli agenti e agli ispettori del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale e ai veterinari dell'ATS, si parla essenzialmente di quelle che sono le modalità di caccia al cinghiale. È fondamentale che durante la caccia i visceri non vengano abbandonati in campagna, quindi la macellazione del cacciato deve essere trattato nei luoghi che sono stabiliti dall'ASL e che sono stati censiti. Ma durante le giornate di formazione viene spiegato anche ai cacciatori come partecipare al piano di campionamento per effettuare un'indagine epidemiologica su tutto il territorio della Sardegna. Questa indagine epidemiologica è fondamentale non solo per sapere quello che è l'andamento della peste suina, che fortunatamente è in netto calo, ma anche per valutare quella che è la diffusione di una malattia parassitaria molto pericolosa per l'uomo. Questo è importantissimo e viene attuato in tutto il territorio della Sardegna, sia nelle zone che vengono definite rosse, quindi il centro della Sardegna, dove la peste suina tradizionalmente si rinviene o si rinveniva per esattezza, sia in tutto il resto della Sardegna.